Piantala, svegliati! Svegliati! Sveglia! Sveglia! Stavi sognando un'altra volta, sempre quella donna. Senti, se ti riduci così è meglio che rimani sveglio. Fumati una sigaretta. Dammene una pure a me, va? Ce la devi avere proprio nel sangue, eh? Manco chiudi gli occhi e te la sogni. Ma perché l'hai ammazzata? Non l'ho ammazzata. Wanda è viva. E allora perché non ti viene a trovare? Perché non ti manda qualcosa da mangiare, eh? Doveva essere una gran bella porcacciona, se non ce la fai a dimenticarla. È così? Era bella? Ma chi era? Una ricca come te? Chissà che casini che combinate fra voi altri, eh? Ma di un po', dove l'hai conosciuta? A Milthausen, sul lago di Ginevra. Ero là in vacanza. Voi ricchi non fate un cavolo tutto l'anno e poi andate anche in vacanza. Già, in vacanza. In vacanza per pochi giorni. La Svizzera è vicina e ogni tanto ci facevo un salto. Avevo degli amici. La solita vita che si fa in vacanza, sai. Nuoto, night, case da gioco. Visto dal di fuori, tutto sembra bello. Ma ero solo. Poi è venuta lei. E ho capito appena l'ho vista che se fossi riuscita a conoscerla tutto sarebbe cambiato per me. Come l'hai conosciuta? In una festa, una di quelle che fate voi? O in un coso lì, come si chiama? Un club? O in una di quelle strane discoteche? No, Wanda non era una donna banale. Wanda è una donna completamente diversa dalle altre. È entrata nella mia vita di colpo, di prepotenza, come un raggio di sole in una stanza buia, sconvolgendo tutto, buttando per aria ogni mia abitudine, trasformando ogni mio gesto. Sono parole che possono far sorridere, ma solo chi non l'ha conosciuta. Io spero che le piaccia qui. Il parco e la spiaggia sono tranquilli, sono sicura che le piacerà. A me piace la tranquillità. Vol, vieni qua, da bravo. Accompagni la signora Fontanati alla camera 37. Bella ragazza, no? Bella, chi è? Una fotomodella, Wanda Fontanati. Ma non ci pensi troppo, è una donna imprevedibile. E tu gli sei corso dietro e lei ti ha messo sotto. Ma com'era? Com'era fatta? Oh, io mi eccito. Sono 3 mesi che sto qua dentro. Era meravigliosa. Ricordo che non dormii tutta la notte, ero agitato. Sì, perché quando la vidi il giorno dopo,
ma non è possibile spiegarti quello che ho provato. Buongiorno, signore. Buongiorno. Il suo tavolo è qui. Grazie. Ah, che bello fare colazione in giardino. Vero? Prende il caffè? Sì. Mi scusi un momento, torno subito. Prego. Vieni, Vol. Fu quella la prima volta che facemmo l'amore. Sì, abbiamo fatto l'amore senza neanche sfiorarci, solo guardandoci. Lei seduta al suo tavolo e io al mio. Eravamo distanti, ma era come se fossimo sdraiati l'uno accanto all'altra. Ma tu non puoi capire. A te non può essere mai successo. Sì, invece, anche a me mi è successo, e tante volte. Ma io preferisco quando conosco una andare subito al sodo. Mi piace fare subito, arrivare alle cosce, alle tette. Ce n'ho 3 su al paese. Una sta al centro, è sposata, e le altre sono minorenni. Ma la donna tua com'è? Tipo Topolino o tipo pesante? Com'è? Se io ti descrivessi com'è veramente Wanda, una donna come Wanda, è più facile amarla che capirla. E credimi, amarla è difficilissimo. È come amare, non so, Wanda è più che una donna. Xavier! Ehi, Xavier, ti vuole il giudice istruttore, sbrigati. In bocca al lupo. Grazie. Il giudice è nervoso stamattina. Avvocato, se il suo cliente insiste a non rispondere alle domande, non fa un servizio né alla giustizia né a se stesso. Posso capire che non gli importi della giustizia, ma Mi insomma... sono costituito volontariamente e ho confessato il delitto, non ho altro da aggiungere. E invece sì. Non è a suo giudizio che può parlare o tacere. Ha confessato il delitto, ma non ci ha voluto spiegare le ragioni. Inoltre le sue reticenze sulla signora Wanda Fontanati e sulla parte che ha avuto non Nessuna fanno reticenza, è fuggita, come tutti gli altri del resto. Senta, l'istruttoria deve andare avanti. Se non vuole raccontarci i particolari del delitto, veniamo ai moventi. Ricominciamo dal principio. Ha conosciuto Wanda Fontanati, alias Vilma Daniel, alias Nilon Maserati, alias Kate Spitz, eccetera, eccetera, in un albergo sul lago di Ginevra. Il solito colpo di fulmine, chiamiamolo pure così. E poi? Avanti, racconti. Aveva risposto subito a delle mie occhiate un po' particolari. Occhiate particolari. E poi? S'avviò verso l'imbarcadero. Era il momento giusto per seguirla. Ma la direttrice dell'hotel venne al mio tavolo. Una donna pettegola. Ma allora le piace proprio? Mm. Attento. Pardon? Salve. Buongiorno. Il lago è tranquillo oggi. Sì, tranquillissimo. Anche la mia camera, la 37. Lei ha udito queste parole? Era vicino? No. Me le raccontò Wanda dopo. Fra noi non c'erano segreti. Comunque, quell'adescamento ebbe un seguito? Sì, la sera stessa. Ma bisogna considerare il temperamento di Wanda. Si attenga ai fatti. I fatti. Non ha abbastanza fantasia per immaginarseli, signor giudice. Devo proprio raccontarglieli con tutti i particolari? Certamente. Prima che me lo raccontasse Wanda, quella notte mi ero immaginato tutto. Impazzivo, impazzivo, impazzivo.
Al mattino, quando l'ho vista, avrei voluto picchiarla. Poi inginocchiarmi davanti a lei. Non volevo domandarle niente. Forzai il mio carattere, abitualmente riservato, e la seguii. È una bella statua, ma lei è molto meglio. Mi hai mai visto così nuda? Non mi sembra. Era soltanto un complimento. Senti, se tu proprio lo desideri, posso anche spogliarmi. Mi sembra che tu disprezzi la solita ipocrisia borghese. Certamente, perché tu no? Ah, io sono d'accordo con te. Speriamo, perché mi sembri un po' imbarazzato. Non aver paura. Su, resta con me. Mi sto annoiando. Qualche minuto prima mi aveva detto: se lo desideri posso anche spogliarmi. Ma in quel momento passeggiare accanto a lei mi sembrava già il massimo della felicità. Glielo dissi. Sono felice. Wanda, mi sento felice. Ricordo la sua risposta. Cosa vuol dire felice? Ti insegnerò il significato di questa parola. Quel bacio. Non era la prima volta che baciavo una donna, ma quello per me è stato il mio primo bacio. Tutto questo è davvero romantico, ma non spiega affatto perché lei abbia ucciso un uomo. E perché sembra che voglia proteggere questa ormai fantomatica Wanda dai troppi nomi. Dove si trova ora? Lei lo sa, ci dia delle indicazioni. No, non so dov'è. E non c'entra col delitto. Io ho confessato. Questo lo sappiamo. Avvocato, la legge le dà il diritto di assistere il suo cliente durante l'istruttoria, ma cerchi anche di aiutare la giustizia, se può. Capisco, Xavier, che lei sia legato ai suoi ricordi più brucianti, ma i termini di questa istruttoria riguardano specificatamente il delitto e solamente il delitto. Perciò la prego, risponda con chiarezza al signor giudice. Ma quante volte devo ripeterlo? Un delitto non ha senso Si se non calmi. si conoscono le origini. Ho confessato come ho fatto. Ho preso un coltello e ho ucciso e non ho altro da aggiungere. Si calmi e si sieda. Stia calmo, altrimenti sospendo l'interrogatorio. Xavier, la prego, cerchi di controllarsi. Non ce la faccio. Mi scusi anche lei, giudice, ma non riesco. Non riesco a parlare di quella notte se non posso spiegare quella che è stata la mia vita con Wanda prima. La gioia più assoluta, il buio più profondo. Se il suo cliente voleva arrivare alla perizia psichiatrica non c'era bisogno di questa esibizione. Va bene, ve la concedo. Tanto prima o poi l'avreste chiesta. Sempre le stesse domande. Lei davvero pensa che le dirò ciò che non ho detto al giudice? E questo perché voi pensate che io abbia mentito. Voi vi sbagliate. La mia confessione è stata totale, chiara. No, non si tratta di confessare o di parlare del delitto. Vorrei soltanto sapere quali sono stati i suoi rapporti intimi, sentimentali e sessuali con la sua amante. Questo me lo può dire, spesso è come una liberazione, quasi un sollievo. Ma che c'entra, che c'entra? Io non ho mai nascosto di amare Wanda, profondamente. E non ho niente di cui liberarmi. Ma che cosa dovrei raccontarle? Pensa forse che sia un sollievo il suo ricordo? Wanda era una forza della natura. Poteva scatenarsi improvvisamente, oppure restare calma per giorni e giorni. Lei, professore, comprenderà che non era una donna normale. Ed era questo che mi preoccupava, che mi teneva sempre più legato a lei. Io non posso legarmi, capisci? Devo restare una donna libera. Devo ricompensarmi di tante cose perse. Fare programmi è sempre pericoloso, non si avverano mai. Bene, vivrò come desideri tu, amore. Se non ti piacciono i programmi non li faremo. Io posso fare molto, darti la tranquillità, ma tu puoi fare moltissimo per me. Fino a questo momento non ho amato nessuno come sto amando te. Capisci quello che voglio dire, Wanda? No, Xavier, è una responsabilità troppo grande per una come me. Dedicarsi a un uomo solo, come se fosse un marito.
Tu sei così certo. Ti amo, Wanda. Ne sei sicuro? Sicurissimo. Per sempre. Sì, questo è uno dei tanti modi romantici di corteggiare una donna. Ma veniamo a qualcosa di più profondo, la sua infanzia, per esempio. Cerchi di ricordare, ha avuto dei traumi quando era bambino? Ah, lo sapevo, ci siamo. Ma attento, non tragga facili conclusioni. È stato il classico episodio che si trova in tutti i trattati di patologia. La scena è sempre la stessa. Notte, una camera da letto, un paravento. Anche i personaggi sono i soliti. La governante, l'autista e un bambino. Io. Uno spettacolo che agghiaccia e affascina un bambino. Ma penso che molti uomini abbiano alle spalle esperienze del genere. Perizia medica sul detenuto Xavier, eccetera, eccetera. Personalità insicura, tendenze morbose. Piena capacità di intendere e di volere. Come vede, niente semi-infermità mentale. No, non volevamo questo. Il mio cliente, anche se si è espresso in una maniera poco ortodossa e, diciamo, senza il dovuto rispetto, chiede solo di essere ascoltato, come dire, cronologicamente, seguendo le sue azioni. Signor giudice, so che è nelle sue possibilità accordarglielo, perciò la pregherei da uomo a uomo e nell'interesse della giustizia. Va bene, purché non mi faccia una ringa in questa sede. Coraggio, racconti, ma cerchi di omettere particolari inutili. Non sono inutili. Alcune cose possono sembrare superflue, ma non inutili. Intendo dire che a volte certe sciocchezze danno il senso di un carattere, di quello che può nascondere un certo stato d'animo, di certe distorsioni psicologiche. Avanti, vada avanti. Ci fu un temporale terribile. Wanda era scomparsa per tutta la mattinata. Non vedendola rientrare, pensai che le fosse successo qualcosa, che si fosse perduta nel bosco. Mi precipitai a cercarla, agitato. Ero sempre agitato. Ormai era il mio modo naturale di vivere. Ma anche con la paura che Wanda fosse rimasta vittima di... Sa, c'erano stati dei fulmini, erano caduti degli alberi. Ma in realtà, quello che mi spingeva a cercarla non era il semplice timore di un incidente, ma qualcosa di più. Avevo la sensazione che Wanda fosse in continuo pericolo. Una sensazione che mi riempiva d'angoscia. Fu una fatica inutile. La ritrovai in albergo. Con tranquillità, onestamente, così come ci si può confidare a un amico. Mi raccontò cosa aveva fatto quel mattino. Come ti chiami? Andrea, perché? Non ti annoi solo? Abbastanza. Ah, ma allora sei proprio un pescatore. Bravo. Questa lei la chiama onestà? Ma non era la sua amante da parecchi giorni? Sì, era già la mia amante, ma avrebbe potuto mentirmi e io l'avrei creduta. Wanda è una donna particolare. È fatta così, bisogna capirla. La sua fu una prova, se non d'amore, perlomeno di amicizia, di lealtà. Ma ciò non impedì che io le facessi una scenata disgustosa. E hai il coraggio di raccontarmelo. Allora ammetti che sei una puttana, dimmelo, dimmelo. Sì, hai ragione. Sì, perdonami. Ma come posso perdonarti? Non succederà mai più, credimi. Potrò mai fidarmi di te, Wanda? Sì, 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 te lo prometto.
Per un po' di tempo abbiamo fatto una vita normale, la vita di due giovani innamorati. Andavamo nei locali a ballare. Tutti la guardavano con sguardi di desiderio e a Wanda piaceva molto essere guardata così. Sentivo che mi si stava attaccando, che aveva cominciato ad amarmi come veramente io desideravo. Sai, ho pensato a un'altra maniera di fare l'amore. Un'altra? Ma non ne esistono più. Sì, ne ho inventata una io, una nuova. Fammela vedere. Non qui, non è il posto giusto. Mi incuriosisci. Almeno raccontami come si fa. Te l'insegnerò stanotte. D'accordo. Sarò un'allieva perfetta, mio maestro, se ce la farò ad aspettare. Sbaglio o ti sei già eccitata? Sì, vedrai che da allieva mi trasformerò in maestra. Ma allora ti piace parlarne? Sì, mi piace parlare delle cose che facciamo a letto. Lo trovo sempre esaltante. Ed è giusto che sia così. Il nostro rapporto deve essere esaltante. Certo, mio maestro. E tu lo sai che parlare di queste cose mi fa sentire più donna. Ma come fai a essere così diversa da tutte le altre? Naturalmente da quelle che ho avuto io. Perché? Si vergognavano? No, erano senza idee. E tu ne hai tante, invece. Certo, lei aveva la possibilità di accontentarla in tutto, viaggi, regali, le passava anche del denaro. No, denaro no, non mi ha mai chiesto niente. Ma a me piaceva vederla felice. Diventava come una bambina davanti a un regalo. Lei amava i gioielli, ma soprattutto le pellicce. Le adorava, le pellicce le piacevano più di qualsiasi cosa. E dopo un regalo così, diventava più dolce, più calda, più eccitata con me. Come sto? Stupenda, assolutamente stupenda. È davvero il più bel regalo che avresti potuto farmi. Chissà perché le pellicce mi attraggono così morbosamente. Perché le indossano le belve, i selvaggi e i re. Rappresentano la potenza e la femminilità. E tu hai bisogno di sentirti forte, perché sai di essere indifesa. Sei una gazzella nella giungla e hai bisogno di essere amata. Amata soltanto da me. Poi accade qualcosa che mi convinse che per averla soltanto per me soltanto, dovevo portarla via dal mondo, da quel mondo, da tutto. Decisi che saremmo andati verso il sud, verso il sole, verso una solitudine che l'avrebbe guarita. Finalmente ci avviciniamo al luogo del delitto. Non ti arrabbi se ti dico una cosa? No, ma non dirmela. Sì, invece, devo dirtela. Molti uomini mi hanno promesso di farmi felice e non ci sono mai riusciti. Forse non per colpa loro. Forse non sono io il tipo di donna destinata a essere felice per un lungo tempo. Posso avere solo delle felicità brevi. Con me sarà tutto diverso. Non ci credo, ma non importa. Sono contenta che tu lo dica, amore. Wanda in quel viaggio fu la più dolce e affettuosa delle donne, tenera, innamorata, piena di dedizione e di premure, femmina e bambina nello stesso tempo. La donna che io volevo.
Oh, c'è una signora. Vieni, vieni. Che mi dici? È un sogno, è meraviglioso. E non è tutto, aspetta. Che ti vada a scoprire? Voilà! Ti piace? Quando avrai voglia mi chiamerai con il gong. E perché no? La trovo un'ottima idea. Tu sarai la mia schiava. E tu il mio schiavo. Ma se siamo schiavi tutti e due, chi comanderà? Tu, uno schiavo padrone. Comincio a pensare che tu hai ragione. Con te è tutto diverso. E se improvvisamente mi accorgessi di essere felice? Ma sei felice? Sì, in una maniera nuova. Così era il salone della villa, in uno stato pietoso. Evidentemente vi si era svolta un'orgia degenerata in massacro. Sappiamo. Continui. Abbiamo consegnato agli atti del magistrato inquirente tutti i reperti fotografici, il corpo del reato e i risultati delle analisi. Il teste può spiegarci più esattamente che cosa vide e quali furono le sue prime deduzioni di fronte al luogo del delitto? Commissario? Per prima cosa schizzi di sangue dappertutto, un quadro veramente impressionante nel suo orrore. Poi il corpo della vittima, insanguinato e crivellato di ferite. Avevo l'impressione, io e i miei uomini, che molte persone si fossero accanite a pugnalare l'uomo. Invece è stata una sola persona, con una sola arma. Quella è la foto della vittima, Bruno Fait. L'arma fu trovata sul letto come lanciata da lontano. Bevande, cibi, una certa quantità di droghe pesanti. C'è un elenco molto preciso della scientifica. Poi 2 gioghi. Abbiamo supposto che siano serviti per qualche rito macabro, ma la vittima era libera e non presentava alcuna ecchimosi ai suoi polsi. Altri oggetti, fruste, catene, cappucci. Il tipico armamentario che di solito si trova quando si indaga in ambienti del genere. Le sue deduzioni, signor commissario? Secondo me, signor Presidente, forse una delle 2 persone al gioco è riuscita a liberarsi e così ha potuto... Ma se ho confessato il delitto? L'imputato sarà interrogato in proposito a suo tempo. Prosegua. Dicevo che, a parte la vittima, già nota alla polizia e schedata per diversi reati, i miei sospetti caddero sulle persone che si intuiva che erano state presenti. Cioè, l'imputato, la sua convivente e le 2 cameriere. Sta di fatto che l'indomani mattina l'imputato si costituì ad una caserma di carabinieri distante una 50 di chilometri. Non siamo mai riusciti a rintracciare le 3 donne. 2! Wanda non c'entra in tutto questo. È la vostra complice. Ma no, ma che complice? Ho agito da solo, signor giudice. Se ci crede bene, altrimenti confermo quanto già deposto. Come vuole, allora vada avanti. Wanda era la mia donna, perché così la consideravo, più che un'amante. Ero riuscito a renderla tranquilla. Ma avevamo bisogno di domestici. E si presentarono 2 ragazzi. E da quel momento nella villa l'atmosfera cambiò. Lei è Giselle e io mi chiamo Marta. È molto bello, ma mi pare un po' grande. Ci sarà da ammazzarsi di lavoro. Ecco le nostre referenze, signore. Ah, grazie. Vedrete che vi troverete bene. Speriamo. Avete sempre lavorato insieme? Siete molto amiche? Oh sì, da tanto tempo. Bene, così vi sarà più facile abituarvi. In 2 va sempre meglio, no? Ecco la vostra camera. Oh, è carina. Ci staremo divinamente. Grazie, signora. È magnifico. Abbiamo trovato il posto ideale. Wanda, ti sei accorta che quelle 2 ragazze sono molto amiche, troppo. Potremmo divertirci con loro. Non sanno ancora chi sono io. Non capisco. Potrei travestirmi da tuo maggiordomo. No, non da maggiordomo. Sarebbe meglio, preferirei un bel autista. Da autista? Perfetto. Sarò servile e maschio. Farò capire che sono un autista a tutto fare. Giusto. Sempre ai miei ordini, però, Battista. Occhio alle cameriere.
E se poi quelle là si accorgono del gioco e pretendono di partecipare anche loro, noi due come la mettiamo? Non è un gran problema. Potremmo provare. Può essere divertente. Perché no? Se ti sta bene. Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità e nient'altro che la verità. Dite, lo giuro. Lo giuro. Dica pure. Beh, in paese li abbiamo visti poco, ma quelle poche volte... Oh Dio, che scandalo. Battista? Signora, agli ordini. Seguitemi. Hai visto? Ci guardano con certi occhi. Senti, perché non mi baci? Subito. Svelto, davanti a tutti. Senza pudore, come due cani, alla presenza di tutti. Ma era solo un bacio. Se fosse stata una coppia normale, lo capirei, ma una signora così, che se la faceva con un cameriere, un autista. Senza alcuna intenzione maliziosa. La nostra vita era un gioco infantile. Ci piaceva scandalizzare la gente. Ci sembrò divertente giocare al personaggio dell'autista seduttore, ma era soltanto un gioco. Non vorrei che le cameriere pensassero che le prendiamo in giro. Togliti l'anello. E perché? Lasciamogli credere che siamo sposati. Meglio di no. Adesso lei, signora, si rilassi. Il suo umile autista ha deciso che lei ha ancora bisogno di qualche speciale lezione di guida. Non si studia mai abbastanza. Ma questo gioco, come lo chiamavate, durò a lungo, mi pare. Beh, sì, abbiamo continuato a farlo. Wanda si divertiva molto. C'è in istruttoria una deposizione. Vediamo un po'. Ecco, una deposizione riguardante l'allevamento dei cavalli. Beh, non so se si possono dire certe cose. Certo che venivano sempre. E insieme? Insieme di giorno. La notte veniva soltanto lei. Se la faceva con il padrone. No, è una menzogna. Wanda non si è mai allontanata dalla villa da sola e quest'uomo è un bugiardo. Calma. Lei avrà tutto il tempo per dare la propria versione dei fatti. Signor Presidente, qui si sta facendo del pettegolezzo. Ci si attenga a quello che avvenne nella villa. Qui stiamo cercando di capire quale fosse l'atmosfera, il clima psicologico nel quale maturò il delitto. Già. Quello che all'avvocato difensore può sembrare un banale pettegolezzo non è che il tentativo di sapere la verità almeno riguardo alle persone e al loro carattere, dato che sia il movente sia i modi di questo assassinio sono purtroppo molto oscuri. Continui pure. Al padrone gli piacevano le donne. Tant'è vero che c'è morto per quella cosa lì. Si spieghi meglio, più chiaramente. Il padrone è morto l'anno scorso in casa di una... se mi permette... lo sanno tutti, morto d'un colpo mentre... Questo non ha niente a che fare con il processo. Diciamo... Ecco, scriva. Al mio defunto padrone piacevano le donne. Continui. Una volta io vidi il padrone insieme alla signora Wanda, di notte, sulla paglia della stalla. Come mai li vide? Lei lavorava di notte? No, signore. Ma una donna così, che veniva sola, lei mi capisce. Vi risultava che fossero sposati l'accusato e la donna? No, ma stavano sempre insieme. Sposati o no, una stazione di monta non è mica un posto dove ci si porta una donna. Perché? Cosa trova che ci sia di strano? Beh, è strano sì. Ma scusi, sua moglie non vive con lei alla stazione di monta? Che c'entra? Mia moglie è un'altra cosa. Credo che hai fatto colpo sul padrone. Che grossa conquista. Magari ti regala un puro sangue. Poveretto. Mi guarda come se invece di una donna fossi un animale, una delle sue cavalle. Che tenerezza. Hanno qualcosa di umano. No, amore. Siamo noi che quando facciamo l'amore abbiamo qualcosa di animalesco.
signor Coviello vi invitava o eravate voi a voler assistere? O era lei a volere, o la sua compagna? Non ricordo bene, è passato tanto tempo. Può essere che una volta abbiamo assistito per caso e che un'altra volta fu lui che ci invitò, ma smentisco formalmente che tra Wanda e quell'uomo ci sia stata una relazione. Sieda per ora. Suppongo che il pubblico ministero vorrà ancora interrogare la testa. Mi sembra indispensabile alla luce dell'ultima testimonianza. Signor Presidente, qui non si sta facendo un processo di divorzio. I rapporti tra il mio cliente e la sua donna sono elementi marginali in un dibattito in cui non è stato ancora sfiorato il punto centrale. Non credo che ci sia motivo per un'opposizione procedurale. Nessuna opposizione. Devo giurare ancora? No, signora. Ma si ricordi che è ancora valido il giuramento che ha reso prima. Adesso risponda. Può dire con coscienza di causa se la signora Wanda avesse degli amanti in paese o fuori? Ah, sì, signore. Si andava a rinchiudere a casa di un giovane pittore e ce la portava lui. Era uno scandalo continuo, ogni giorno per un'ora. Ma che ogni giorno? E non era niente affatto uno scandalo. Silenzio, silenzio. Lei sarà interrogato dopo. Quella donna sta fantasticando. Silenzio! L'imputato lasci proseguire la testa. Lei entrava con l'altro e lui restava fuori ad aspettare. Sembrava che non gli importasse niente. Arrivederci. Non hai aspettato molto, no? Fingevo indifferenza, ma in realtà dentro di me si era scatenata una tempesta. Non volevo sembrare geloso. Perciò, continuando nella finzione, le dissi che ero contento che lei si distraesse, che mi faceva piacere che frequentasse degli amici per conto suo e che avesse una sua vita privata. L'imputato deve spiegarci. Questo è un caso di prossenetismo aberrante. Io l'amavo molto e solo per questo accettavo e subivo certe strane situazioni, difficili da capire, usando i criteri della morale corrente. E a questo punto io sapevo, io solo, quando e come reagire. Chi è quell'uomo? Perché sei rimasta tanto tempo con lui? Così mi fai ancora il geloso. Che fine hanno fatto le tue promesse? Dove è andato a finire il tuo giuramento di aiutarmi? Che cosa c'entra questo? Se mi ami, non devi avere segreti per me. I tuoi desideri, i tuoi tormenti dobbiamo cercare di risolverli insieme. Sinceramente, se è vero che noi ci amiamo. Non lo capisci? Quello che ho capito è che dopo soltanto 6 mesi sei diventato uguale a tutti gli altri uomini. Non dire sciocchezze, Wanda. Io non ti sto proibendo niente. E non hai diritto di distruggere la nostra unione. Ma insomma, perché non vuoi ammettere di aver pensato una cosa assurda? E se non fosse assurda, allora cos'è? Va bene, allora te lo dirò. Ma se vuoi sapere proprio la verità, trovo tutto questo sempre più ridicolo, inutile e meschino. Non ti permetterò di rovinare la tua vita. Ma io volevo solo farti una sorpresa. Chi è quell'uomo? È un pittore. Volevo regalarti un mio ritratto. Scusa, Wanda. Perché non lo fai venire qui a dipingere? Grazie. Un ritratto splendido. Molte grazie. Sì, proprio bello. Non resta che firmarlo. In quel momento capii che Wanda era rimasta la stessa. E che nemmeno la mia presenza poteva servire a impedirlo. Sì, me ne andai. Li lasciai là soli. Ho pensato anche a farla finita, ma non ne ho avuto il coraggio. Non è una cosa facile uccidersi, soprattutto quando si ama profondamente.
giorno dopo avevo deciso di andarmene. Ecco fatto. La signora vuole vederla. L'aspetta di là. Facevo uno sforzo tremendo su me stesso. Un momento dopo sarei stato fuori, libero e infelice per sempre. Ma Wanda mi convinse e così rimasi. L'imputato, reo confesso, non dimentichiamolo, tende a presentarsi come uno strumento, come una marionetta mossa da un destino crudele. Bisogna avere il coraggio di chiamarlo amore. Amore, senza giri di parole, senza falsi pudori. Benissimo, chiamiamolo amore, come vuole chiamarlo il difensore, ma un amore il più deteriore, quello della bestia, del bruto. E quest'amore si chiama Wanda, l'imperio che Wanda aveva sui sensi dell'imputato. Eppure l'imputato, che tende, come diceva, a presentarsi come uno strumento nelle mani di quella donna, cerca nello stesso tempo di difenderla. Spero che almeno la difesa vorrà spiegarci cosa c'è dietro questa linea di condotta. La responsabilità degli altri. A questo arriveremo. Speriamo. E forse sarà la chiave che ci porterà alla verità sul delitto. Allora, possiamo verbalizzare. Non ebbi la forza di andarmene e ricaddi sotto il potere di Wanda. No, signor Presidente, no. Non ebbi la forza di andarmene perché l'amavo ancora. Provavo per lei una profonda tenerezza, una grande preoccupazione. Lasciata a se stessa, sarebbe caduta in un abisso. E la mia presenza forse poteva ancora salvarla, proteggerla, aiutarla. Del resto, Wanda, scossa per quello che aveva fatto, afflitta dal dolore che mi aveva causato e turbata dalla prepotenza del suo sesso, promise, chissà, mi si disse pentita, e la nostra vita riprese, come se le sue lacrime avessero potuto cancellare il passato. Ritornasti ad essere il suo servo, il suo autista. Forse lei lo trova ridicolo o addirittura scandaloso. Io no, perché pensavo che era meglio che Wanda si fosse distratta con questi giochi, perché in questo modo la potevo controllare, seguire dappertutto. Prima di passare a un'altra testimonianza, possiamo verbalizzare. Dunque scriva, facemmo la pace e riprendemmo a vivere normalmente come se nulla fosse accaduto. Consapevole della responsabilità che con giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità. Ditelo, giuro. Lo giuro. Lei conosceva la vittima Bruno Dofais? Oh, sì, lo conoscevo molto bene, Bruno. Siamo sempre stati nei campeggi insieme. La Wanda la conoscemmo un'estate al camping du Soleil a Saint-Tropez. C'erano dei rapporti particolari tra Bruno e la signora? Porco d'un Giuda, con tutti. Con Bruno, con me, con tutti quelli di alte tende. Insomma, era sempre disponibile. Signor Presidente, non siamo qui per parlare dei supposti convegni di una signora, almeno per quanto non riguarda strettamente il processo. Il test è stato chiamato per deporre su quanto sa di quei giorni in cui la vittima ebbe a vivere nella villa. Lei ebbe delle confidenze da parte di Bruno riguardo ai suoi incontri con l'imputato e con Wanda Fontanati? Sì, riguardo alla sua permanenza. Confidenze, un sorbole, e ci racconto tutto in tutti i particolari. Una sera stava tornando al camping, quando incontro la Wanda sulla Rolls Royce. Beh, Bruno ci fece crepare da ridere quando ci raccontò la storia. Sa che con un pugno poteva ammazzare un bue. Anche in moto è un fenomeno, E anche nel parlare. E con le donne, è un fenomeno in tutto. Lui aveva mangiato la foglia che la Wanda da dentro alla Rolls Royce lo filava. E allora cosa fa? Ci dà dentro di gas. Se mi vuoi mi corri dietro, giusto o no? Xavier, fermalo! È Bruno Dofais! Presto, presto! È un tipo divertentissimo, un fenomeno. Forza, dai, forza! Fallo fermare! Bruno, tu vai, scendi, vattene. Se non avessimo rispetto per quest'aula, tutti noi non avremmo alcun timore né dubbio su come definire l'imputato. Cornuto e contento! Silenzio! 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 Faccio sgombrare l'aula! È facile ridere, parlare di dignità, ma la dignità ormai non c'entrava più. La perizia medica dice che l'imputato è capace di intendere e di volere. Ma questo cos'è se non complicità? Non ribellarsi, accettare di essere succube. Chiedo la lettura della perizia. La perizia richiesta dal tribunale combacia esattamente con quella di parte. Leggo. Ecco.
Si tratta di un carattere estremamente debole, tipicizzato da una mitezza ai limiti della psicopatia, ma soltanto ai limiti. Non si riscontrano nel soggetto elementi di morbosità tali da inquadrarlo in qualche settore psicopatico. Insomma, un debole di carattere, un mite. Questo proverebbe che il mio cliente non poteva commettere un delitto, soprattutto un delitto così violento. Non dimentichiamo che l'imputato è reo confesso di questo delitto. Non dimentichiamo che 3 persone, Wanda e 2 cameriere, sono irreperibili. E nulla prova che loro 3 o una di loro... Io sono il colpevole! Il difensore vuol vincere questo processo a dispetto dell'imputato. Sono io il colpevole! Calma, l'imputato parli quando è interrogato. Avvocato. Quanto alla presunta debolezza del mio cliente, ricordiamoci quello che avvenne il giorno dopo. Che fai? Non vieni, Wanda? Forza, buttati! È qui da 4 giorni. Ne ho abbastanza di questa commedia. Mandalo via. Non ci penso nemmeno. O vuoi forse impedirmi di avere gli ospiti che desidero? Stai rovinando tutto. Non te ne rendi conto? Oh, senti, mi hai proprio stufato. Bruno! Questa è la prova che sei gretto e stupidamente geloso. E non è colpa mia. E allora di chi è? Ma insomma, vattene, sparisci, basta! Oh! Così impari a rispettare le donne. Ma che gli ha preso? Sei impazzito? No, è solo geloso. Ma che aspetti a cacciarlo via? Si installò nella villa e disse che l'uomo, lui qui... L'imputato? L'imputato doveva stare calmo. Una sera ci fece andare anche noi nella villa, andammo tutti con Wanda. Un'altra volta lei venne di notte al camping. E allora che cosa successe? Successe che porco giuda, tutto il camping era diventato un bordello che ci cacciava. È un bugiardo, fatelo tacere! Posso giurare che Wanda non è mai uscita sola. Ma se ti imbottiva di sonniferi quando voleva uscire! No, non è vero! Si inventa tutto! Silenzio! Il test si rivolga alla corte. L'imputato si ricordi che può essere allontanato dall'aula. Signor Presidente, io protesto. Silenzio! Ordine! Silenzio! Non tollererò altre intemperanze. E lei si ricordi, deve parlare soltanto a me, senza rispondere a nessuna provocazione. Ora dica, al tempo dei fatti che ci sta esponendo, lei vide l'imputato? Ah, sì, una volta alla villa, mo lo vidi per un attimo. Bruno lo minacciò. Venne a vie di fatto? Oh, sai com'è? Bruno l'ha pestato di brutto, sa. E nonostante tutto questo continuarono a vivere insieme in quella villa? Bruno ci disse che si faceva i suoi affari. E insomma era padrone in tutto. Accidenti quanto mangi. Lo sai che troppo grasso non mi piace. Se non avessi avuto delle speranze, me ne sarei andato. Malgrado che per me sarebbe stato come morire. Questo vi farà sorridere, forse. Ma non importa, perché io me ne sarei andato per sempre. Avrei troncato quella relazione, quella situazione, per me, insostenibile. Wanda era terribilmente volubile. E spesso, anzi, dopo i momenti più difficili, le discussioni più dure, finiva per addolcirsi, per ammettere che qualche cosa la trascinava verso il vizio, ma chiamava solo me. E perché dovrei cambiare? Mi piace vivere così. Io spero Che cosa speri? che tutto torni come prima. Sì, io voglio che tu mi ami. Io lo voglio, lo pretendo. Lo esigo. Tu mi devi amare perché hai bisogno di me, così come io ho bisogno di te. Dimmelo che è vero. Dimmelo. Ti voglio, amore. Potrai perdonarmi ancora una volta. Sono pronta a qualsiasi cosa per te.
La corte! Seduti. Preparate l'incartamento delle testimonianze per allegarlo agli atti. Sono già pronti. E le altre comparse? Sì, anche quelle. Signor Presidente. Dica, avvocato. Signor Presidente, chiedo alla Corte l'escussione di un testimonio di vitale importanza. Siamo riusciti a rintracciarlo soltanto adesso. Si tratta di una delle cameriere che risultavano irreperibili quando fu scoperto il delitto. Non credo ci siano impedimenti procedurali. E se il pubblico ministero non si oppone? Nessuna opposizione. Non vedo come questa testimonianza potrà modificare qualcosa. Ripeto che l'avvocato difensore vuol vincere questo processo a dispetto del suo cliente. Perché non vi siete presentata subito e spontaneamente? Alla polizia appena accaduto il fatto? O all'inizio di questo processo? Perché io... Parlate a voce più alta. Perché io ho paura dei processi. Paura della polizia. Lei, Wanda, era scappata. Nessuno l'avrebbe presa. E io dovevo badare alla mia amica. Ma non avete saputo che l'imputato si accusava lui del delitto? No, sono scappata quella notte. La mia amica era come impazzita. Sembrava la più forte di noi due, ma invece i suoi nervi non hanno retto. Siamo andate all'estero. Ho fatto l'operaia in una fabbrica. La vostra amica potrebbe eventualmente confermare questa vostra testimonianza? No, purtroppo no. È morta. Si è suicidata. La sorvegliavo sempre. Stavo vicino a lei il più possibile. Ma una sera, tornando dal lavoro, l'ho trovata morta. Ora siete qui per aiutare la giustizia. Dunque, siete stata assunta insieme alla vostra compagna per i servizi nella villa. Vi offriste voi o foste scelte? Lei, Wanda, voleva una cameriera. E quando seppe dall'agenzia che c'erano due che accettavano lavoro solamente in coppia, scelse noi. Allora diteci, quali vi sembrarono i rapporti tra l'imputato e la sua donna? Sembravano innamorati. Uno strano rapporto. Noi non abbiamo mai creduto che fosse l'autista. Ho visto certe scene. Mi hanno dato l'impressione di volersi molto bene. Almeno si piacevano molto. Assolutamente incredibile. Non si deve prestar fede alle malignità di una cameriera. Me lo dica chiaramente. Se vuole io posso rimettere il mio mandato. E farebbe bene. Perché è andata a cercarla? Ma perché? Perché vuole essere condannato per forza? Lei sa benissimo che quello che dirà la testa... Sì, ed è per questo che non volevo che venisse ascoltata. Ma è favorevole a lei. Doveva fare come le ho detto, su questo eravamo d'accordo. Non voglio che prenda delle iniziative. So a cosa vado incontro, so che cosa rischio, ma io ho già deciso. Beh, io credevo che di una donna simile, che lo ha trattato in quel modo, che lo ha tradito, lei volesse almeno vendicarsi. Tutto quello che intercorre fra me e Wanda riguarda solo me. Questo nostro rapporto assurdo, amore, odio, pietà, rancore. Potrò decidere soltanto quando la rivedrò, se mai la rivedrò. Ma non voglio in nessun modo che i giudici, gli avvocati, i testimoni possano decidere. Per me è una pazzia. Comunque rimetterò il mio mandato appena in aula. Non ce n'è bisogno. Penserò io a rendere inutile quella testimonianza. Le chieda, signor Presidente, soltanto questo. Avete sentito? Avete difficoltà a rispondere a questa precisa domanda? Che cosa accadde la sera in cui voi bussaste alla porta della stanza in cui dormiva l'imputato? Quella villa sembrava stregata e non so perché l'ho fatto. C'era odio, amore, corruzione. E poi lui mi piaceva. Non frequentavo molto gli uomini. Improvvisamente, non so nemmeno spiegare il perché, quella sera mi venne voglia di andare a letto con lui. Va a dormire, è tardi.
No! Non ti basto più, eh? Vuoi anche sensazioni nuove adesso? Ma soltanto perché lui è il padrone, vero? Dimmi che è per questo. Mi perdonò. Rimasi profondamente attaccata a lei. Non c'è notte che non la sogni e che non pianga per la sua scomparsa. E con questo che scopo c'è? A farmi rivelare una parte segreta della nostra vita. Non facevamo male a nessuno noi, non trascinavamo nessuno, non obbligavamo nessuno. Questo vuol dire che foste obbligate a partecipare all'orgia? Sì. E chi vi obbligò? La padrona? L'imputato? No, lui no. Anche lui fu obbligato. Lei, Wanda, organizzò tutto e Bruno non ci permise di rifiutare. Anche Wanda fu sottoposta al gioco. Non lo volle lei, lo volle. Lei voleva essere la schiava di Bruno, voleva sentire la sensazione di essere la donna di un harem. E Bruno era così scatenato, pieno di droga. Lui faceva delle cose orrende a tutti noi e non potevamo rifiutare. Lui fece anche l'errore di drogare Wanda. Non voglio più tra le balle quest'idiota, ma che è venuta a fare? Io non ero capace di muovermi con quello spettacolo orrendo davanti agli occhi. E lei, Wanda, ebbe un momento di incertezza. Sembrava volesse uccidere tutti. Me, Marta e anche lui. Ma gettò il coltello e scappò. E l'imputato? Lui era incatenato fin dall'inizio. Quando avvenne il delitto, lui svenne. Quando riuscì ad alzarmi per liberare Marta, che era come impazzita e aveva paura perfino di me, liberai anche lui. Silenzio! 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 La corte si ritira per deliberare. Assolto. Non mi importa di essere libero. Non si è liberi quando si ama qualcuno come io amo Wanda. Si rimane prigionieri di una crudele realtà. Libertà non è solo una parola esaltante, significa anche liberazione dai ricordi peggiori. Continuo a illudermi, lo so, ma so anche che non ci sono stati soltanto schiaffi fra noi, non soltanto insulti, affronti, litigi, incomprensioni, ma anche quei momenti di autentico amore che adesso mi spingono a rivederla, a parlarle. Eccomi ancora dove l'ho vista la prima volta, dove è cominciata la mia felicità e la mia infelicità, sui passi già percorsi, per sapere, per cercarla, per chiarire la sua personalità, ma soprattutto per chiarire me stesso. Che cosa voglio? Che cosa voglio? Che cosa voglio? Sempre mattiniero? Come va? Malinconia. È sempre intestardito? Lei sa dov'è Wanda. E avanti, mi dica dove sta. Mi dispiacerebbe farle del male. Ma io sono tranquillo, glielo assicuro, tranquillo. Quindi la prego, mi dica dove si nasconde. Le dico che non lo so. Lei trova che cercare una persona che si ama sia molto strano? Mi permette un consiglio? Lasci perdere Wanda. Lo immaginavo il suo consiglio. Pensi un po' a se stesso, Xavier. Guardi che lei sta rischiando. Signorina Elga? Scusi, Permesso. signorina Elga? Arrivederci. Arrivederci. Non ho saputo morto. Non so dove sei. Ma non ho nessun dubbio, sono sicuro che ti ritroverò, Wanda. Passerò al setaccio tutte le grandi città, tutti i night, i bordelli di lusso, girerò dappertutto. E comincio da Parigi, dove mi hai detto che hai già lavorato. Quante donne servono in una città come questa? Donne come te, regine dell'inganno e della seduzione. Ho tanto tempo davanti a me. Ho tempo, una vita. Ma non è possibile che non l'abbiate mai sentita nominare. Faceva il vostro mestiere. Non abbiate paura, non sono della polizia. Che ci frega se sei della polizia o no? Ti ho detto che non la conosciamo. Guarda che sono disposto a pagarti molto per questa informazione. Magari, ma proprio non la conosco. Se ti accontenti di me. E va bene, grazie lo stesso ragazzi, arrivederci. Ormai provo solo pietà per te, costretta a scappare come un animale inseguito, a nasconderti per sfuggire alla polizia, al processo, a una condanna sicura. Sì, signor. Il pieno. Ehi, signor, andiamo a giocare? Quella non si distrae un momento. So fare certi giochini. Dai, vieni.
portatile per questa chiesa. Ma quando la vedi? Vuoi qualcosa? Che c'entra? È un affare, l'hai regalato? Morning, Lord. Rosita? Morning, ladies. Vieni un po'. Flying high into the sky. Come ti chiami? Perla. Ma perché mi fissi così? Cosa c'è? Somiglia a qualcuna che ami? O che odi? Vuoi venire a letto con me? Ne vale veramente la pena. Allora, vedrai cosa sono capace di fare. Andiamo? About to land. Hope your trip was as he planned it. Non è che non mi fidi, ma voglio essere pagata prima. Accidenti, quanta grana. Chissà cosa pretenderai da me. Ciao, bella. Ciao. È proprio una gran puttana. Però, una Rolls, non te la passi mica male, eh? Carino, vero? Io porto tutti qua. Hai qualche gusto particolare o sei uno che fa l'amore normale? Mm? Come ti chiami? Chiamami Bruno. Perché mi guardi in quel modo? Cosa stai pensando? Ho detto vattene, vattene!